COES, conducenti, emergenza sanitaria. Lo scorso 25 gennaio 2025, al Teatro Martini di Trecenta in provincia di Rovigo, si è tenuto il convegno nazionale Quale sicurezza sulla scena di un intervento, organizzato da COES Veneto, COES Italia e COES Formazione, con il patrocinio di Regione Veneto e ULSS 5 Polesana. Il convegno si è aperto con i tradizionali saluti delle numerose autorità presenti, a cominciare dalla sindaca di Trecenta, Anna Gotti. Io vi ringrazio e sono orgogliosa che voi siate qui. Alla fine del suo intervento la sindaca ha ricevuto per conto della famiglia una targa in memoria di Marco Ponzilacqua, autista soccorritore vittima incolpevole di un terribile incidente stradale avvenuto lo scorso anno sulla vicina Transpolesana. Sono poi intervenuti per un saluto il presidente di COES Italia Daniele Orletti e il presidente COES Veneto Gabriele Zampieri e diversi rappresentanti della sanità locale e della politica, tra i quali il dottor Pietro Giraldi, direttore generale ULSS 5 Polesana, Valeria Mantovan, assessore della Regione Veneto, e Laura Cestari, consigliere regionale Veneto. Moderatore di tutto l'evento Davide Bonapace, autista soccorritore ULSS 9 Scaligera e consigliere regionale COES Veneto, che ha posto l'attenzione dei presenti sulla necessità di migliorare l'offerta formativa specifica per gli autisti soccorritori. E create un percorso di formazione che sia aperto a tutti i dipendenti delle varie ULSS, ai dipendenti delle cooperative, ai dipendenti delle varie aziende private, ai volontari stessi delle associazioni di volontariato. Sono iniziati poi gli interventi tecnico-formativi, con il dottor Matteo Busetto, direttore SUEM 118 Rovigo, che ha affrontato il problema della sicurezza a bordo dei mezzi di soccorso. Queste sono tutte cose che alla prima frenata brusca, per non dire di peggio, volano via e volano addosso a noi o al paziente. Cristian De Fusco, autista soccorritore Croce Verde Verona e vicepresidente COES Veneto, ha parlato dell'autista soccorritore su mezzo MSB e mezzi ALS a leadership infermieristica e medica. Tutto ciò l'autista lo fa quando c'è una situazione ovviamente di reale emergenza, deve dare priorità alle sue competenze o comunque alle sue funzioni. Franco Tiberi, autista soccorritore del COES Formazione, ha parlato del posizionamento del mezzo di soccorso sulla scena dell'intervento. Mettiamo il veicolo di soccorso circa a 15 metri a valle dell'incidente. La mattinata si è conclusa con l'intervento del dottor Antonio Masiero, UOS Salute e Sicurezza sul Lavoro ULSS 5 Polesana, che ha parlato dell'importanza dell'utilizzo dei DPI nel soccorso stradale. Se in un'area ho una tipologia di rischio, tutto il personale deve essere protetto rispetto a quel rischio. Nel pomeriggio il primo relatore sul palco è stato Giovanni Tarabelloni di Olmedo Veicoli Speciali, che ha spiegato quali sono i sistemi di sicurezza attivi sulle ambulanze di ultima generazione. Perché quando ci fermiamo in certi posti dobbiamo far vedere l'ambulanza anche sul lato. E a seguire le suggestive testimonianze di Paolo Marchetto e Fabia Grasso, autisti soccorritori 118 Rovigo, ULSS 5 Polesana. Il mio sogno era guidare l'ambulanza e all'età di 21 anni, di nascosto, altri volontari mi facevano fare le manovre di parcheggio oppure il giro dello stabile della sede. Ha poi preso la parola Fabio Tratta, autista soccorritore 118 ULSS 9 Scaligera, laureato in giurisprudenza e consigliere COES Veneto, che ha parlato delle responsabilità legali dell'autista soccorritore. Cioè, questo per rendervi conto del ruolo e della professionalità che viene richiesta all'autista soccorritore. Nell'ultima parte del convegno si è parlato di sicurezza sulla scena con l'ispettore Michele Tomasello, comandante responsabile della Polizia Stradale di Badia Polesine. Noi, ripeto, dobbiamo arrivare sul posto, verificare che cosa è successo e mettere in sicurezza il luogo. E Alessandro Di Manna, maresciallo capo della stazione dei Carabinieri di Trecenta, con competenze sulla Transpolesana. Quindi il teatro è abbastanza ampio e bisogna prevedere anche che tutti i mezzi devono arrivare ed andare via celermente e in sicurezza. La giornata si è conclusa con gli interessanti interventi di Marco Vangelista e Andrea Balaustra,
rispettivamente ispettore antincendio e vigile esperto del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Rovigo, che hanno spiegato come intervenire in sicurezza sugli incidenti dove sono coinvolte auto elettriche. Una tensione per quanto riguarda le auto full electric che va dai 400 agli 800 volt. Tutti i video degli interventi dei vari relatori verranno pubblicati prossimamente sui profili social di Coes Italia e Coes Veneto.